Allora, tutta un'altra vita. E Alessandro, sei alla tua seconda regia, ancora una volta una commedia, e questa volta con una vena leggermente cinica. Ecco, quindi se puoi parlarmi un po' di questa tua ispirazione, se hai preso ispirazione da qualche parte, ecco, se puoi parlarmi un po' del film e come è nata l'idea. Sai, guarda, ho 47 anni, una volta Dante diceva mezzo di cammini di nostra vita erano 35 anni, adesso è aumentata l'età. 47 anni è mezzo di cammini di nostra vita, quindi ho fatto una riflessione, mi sono detto, ma mi sarebbe piaciuto forse qualcosina, allora da qui è nato un po' tutto. Ok. Come cambiare la propria vita in un attimo, questo è. Ecco, e se voi poteste essere qualcun altro per un giorno, facciamo per un mese. Per un mese, Sì. io vorrei essere Bono Vox degli U2, mi Io Meryl piacerebbe. Streep. Ecco. Io lo so, faccio un po'. Va bene, Faccio un po' certo. dolce dolcetto. Ma io in questo momento no, non riesco, voglio essere qua dove sono, quello che. La mia vita. Adesso sto Applauso. bene qua. Bravo. No, ma c'è stata tutta una vita a pensare, adesso sto bene qui, fatemi rimanere, ci sono arrivata, ci Esatto, voglio rimanere un giusto. attimo. Dai. Perché secondo voi invece l'idea magari parte anche un po' da lì? Perché oggi secondo voi si è spesso insoddisfatti delle proprie vite e se una commedia può anche, le risate che portano una commedia possono aiutare un po' a smuovere? Chi inizia? Ma come ti pare? Beh, io penso che sia. Io osservo molto la gente e mi accorgo che c'è un po' di insoddisfazione, un po' perché le cose forse non vanno come dovrebbero andare, un po' perché questa società è un po' frenetica, non ti permette troppi errori e quindi spesso si pensa a se avessi fatto quello invece di quest'altro, forse la mia vita sarebbe diversa. E da questo pensiero è facile immaginare come sarebbe stato se non avessi percorso quella strada rispetto a quell'altra, no? Perché credo che nasca da un'insoddisfazione generale, ecco questo. Ma io penso, certe volte penso, È già è è già tanto. una cosa, è già Va una bene. cosa. Non è male. No, che siamo talmente circondati da immagini di vite che dovremmo desiderare, cioè che il primo problema sia che gran parte delle persone non hanno la possibilità di capire qual è la vita che desiderano, che non significa necessariamente essere ricchi o poveri, ma qual è la vita che volevi fare. E poi in più siamo continuamente frustrati da questi desideri che ci impongono, che ne so, dalla moda, tutto quello che noi dobbiamo comprare che non abbiamo, continuamente ci ricordano che ci manca qualcosa e questa frustrazione ci confonde rispetto ai nostri reali desideri e a quello che abbiamo, no? Quindi ho detto questa cosa. No, è L'ho giusto, detta? perché anche rispetto ai valori che dovremmo avere, forse, che tante volte un po' si perdono anche. Ecco, quindi si sono anche un po' persi, un po' perdere le chiavi, no? Cioè, parte Un po' è tutto da quello. là. Sì. Poi quello. No, secondo me anche il fatto che non abbiamo sempre la capacità di guardarci a fondo e di capire quali sono, cosa siamo davvero al di là appunto dei vari modelli, no? E quindi è possibile che uno, non stando nella verità, faccia scelte lontane dalle reali esigenze, no? Tante volte magari i sogni sono solo un modo di andare più lontano possibile da qualcosa che ci ha fatto male, no? Quindi non so, se magari da piccoli in famiglia hai vissuto molto la povertà, è stata patita molto, il tuo obiettivo nella vita sarà stare più lontano possibile dalla cosa che ti ha fatto soffrire di più. Può essere una condizione sociale, sì. può essere un genitore che rappresenta il modello maschile o femminile, no? Però è come dire, il sogno diventa come stare più alla larga possibile da ciò che da piccolo mi ha sfondato, diciamo così. E quindi quella non è la verità, però, quella è una fuga e quindi forse ci vuole un po' più, qualche annetto in più Certo. per entrare nella consapevolezza. Perché poi È un film comico. Certo, no, Comunque Certo. no, perché appunto nel film cioè poi c'è il personaggio di Brignano che fugge dalla vita, no? Ah, non dalla moglie. Non dalla vita. moglie, non dalla Non moglie. dalla moglie, dalla vita che ha, che non lo soddisfa, ecco, quindi come è stato appunto affrontare una storia così divertente e il pensiero che avete voi quando la gente va in sala, sapere che poi riderà, si divertirà, ecco, che emozione provate in questo. È una grandissima possibilità a far ridere le persone. Io a volte mi sono cimentata anche in monologhi drammatici, drammaticissimi, bellissimi,
l'ho fatto per una personale esperienza, però nulla è paragonabile al boato o al delirio di onnipotenza che ti provoca fare, non so, uno spettacolo da one woman show. Quindi è una... e tra l'altro quando uno ride apre tutto, apre la bocca, gli occhi, il respiro, i chakra, apre tutto, quindi è la massima apertura che ti concede un essere umano, quindi magari, insomma, io mi auguro che ridano tantissimo. Eh sì, è un po' come se appunto questa apertura poi consentisse di far passare questi temi. Noi non è che ci stiamo forse sorprendendo del fatto che nelle interviste ci fate domande diciamo più profonde, no? Uno magari pensava solo di buttarla in caciara a ridere, perché evidentemente il film usa un registro, però poi c'è tutto un tema sottostante effettivamente è molto importante perché è tanto vero. Certo, è anche un po' la chiave della commedia, altrimenti sarebbero solo gag una presso all'altra. Assolutamente. Quindi quanto è difficile interpretare una commedia e quanto è difficile scriverla una commedia. Allora, credo che io ho scritto già una trentina di film e devo dire che la commedia è la cosa più difficile da scrivere, come anche da interpretare. Infatti ci sono tantissimi bravi attori, ma non tutti sono dei bravi comici o sanno fare la commedia. E devo dire che questa volta non ho dubbi, sono con tre giganti della commedia, ognuno a suo modo. E quindi credo che sia un lavoro molto complicato far ridere, è molto più facile far piangere, ecco, in assoluto.